Flavio, io passerei solo una curiosità perché ho visto alcuni tuoi articoli e ti sei sbilanciato con, diciamo, alcune tue dichiarazioni. Ho visto che anche il Veneto, diciamo, comunque secondo me tutta l'Italia, proprio per l'indirizzo che sta prendendo ormai il nostro paese, per una forma di piccolo declino, probabilmente non saprei neanche io come dove annoverare la problematica. Le baby gang, ne avevo parlato anche con Andrea Ostellari, della Lega, sono un problema crescente e sono un fenomeno che riguarda tutti noi perché vuol dire anche una ragazza che esce la sera o anche un uomo, a Milano è abbastanza comune, avere il rischio di poter incrociare un gruppo di questi ragazzi che danno seri problemi. Che idee avete? Che proposte ci sono? Anche perché si parla proprio di ragazzi minori spesso. Ma allora c'è un problema che va affrontato sia in chiave diciamo preventiva, ma anche in chiave repressiva. Non è un fatto di baby game, ma per capire da che piega si sta prendendo. Parlavo ieri con il presidente dell'azienda trasporti di Verona. Ci sono problemi di sovraffollamento sugli autobus. Mi diceva che una nuova, chiamiamola moda, ma un modo stupido di comportarsi, di ragazzi che quando passa l'autobus montano sull'autobus, fanno muro, impediscono agli altri di salire per lasciarli giù. Cioè c'è una deriva da questo punto di vista che è inaccettabile, perché ai nostri tempi ti prendevi due sberloni se ti comportavi così, e quindi bisogna tornare anche, bisogna essere senz'altro comprensivi e buoni, ma bisogna anche assumere misure diverse. Cioè di fronte a minorenni che una cosa lieve come questa, ma che comunque non va tollerata, che è quella di impedire agli altri di salire sull'autobus, dalle cose gravi o gravissime come le aggressioni, le rapine, per divertimento, per noia, non si capisce neanche perché lo facciano, che questi non è che sia la No, maggioranza dei certo. giovani sono educati, bravi, fanno anche volontariato e sono solidari fra di loro. C'è una minoranza che si comporta così e non va tollerato. Non va tollerato, ripeto, è ovvio che c'è un problema di famiglie, di scuola, formativo e quant'altro, però non si può neanche assistere, lasciar continuare derive di questo tipo, quindi bisogna adeguare le normative. Se oggi a livello minorile sono cambiati i comportamenti, adegui le normative, anche quelle penali, sapendo che il mondo minorile è cambiato. E quindi una volta chi era minorenne era sostanzialmente quasi intoccabile, dai 14 anni in giù, in modo dai 14 su in un altro, ma comunque, ma perché non c'era il problema? Adesso c'è un problema e va affrontato anche a livello normativo, perché se non reprimi, che non vuol dire che uno lo butti in galera 10 anni, vuol dire che deve capire che non può fare quello che vuole, perché oggi con la garanzia dell'impunità fanno quello che vogliono. D'accordo, anche perché le norme essenzialmente sono frutto della sensibilità sociale e Certo. comune, quindi queste possono essenzialmente cambiare e adeguarsi, ai tempi e se va punito un minorenne va affrontato anche questo tema, chiarissimo.